Io c'ero e ci sono. Le note di Paolo Zanarella, il pianista fuori posto, riecheggiano nella hall del primo Covid Hospital italiano dedicato a Madre Teresa di Calcutta. I petali di questa rosa rossa racchiudono i malati di coronavirus passati di qui, quelli guariti ma soprattutto quelli che non ci sono più. Ma racchiudono anche gli attimi vissuti da chi in questo ospedale lavora. È stato un anno memorabile. Quell'anno che è cominciato per noi non il 1° gennaio, ma quel venerdì 21 febbraio 2020. Sfilano medici e infermieri, operatori, sociosanitari, volontari della protezione civile, il cappellano dell'ospedale Don Marco Galante, ognuno una storia da raccontare, ognuno una vita prima e dopo le 15:45 di venerdì 21 febbraio 2020, come quella degli operatori del pronto soccorso che avrebbero dovuto portare a Padova Adriano Trevisan, la prima vittima europea del virus, un'ambulanza mai partita. Nei loro occhi c'era paura e una richiesta di aiuto. Perché io? Perché proprio io? Cosa devo fare? Come mi devo proteggere? Quello che mi hai dato, i dispositivi sono adeguati. 21 febbraio, ospedale chiuso per 48 ore, tutti dentro, turni raddoppiati, e poi 8 marzo, altra data indelebile, il giorno in cui Schiavonia diventò ospedale Covid. Cosa ha letto nelle persone che le erano al fianco quando ti ha raccontato che questo sarebbe diventato un Covid hospital? Paura e rabbia. La paura perché comunque ci saremmo trovati ad affrontare un virus che già spaventava di per sé, ma non era il nostro lavoro. Come Monselice e tutti gli ospedali del Veneto e d'Italia in prima linea contro un nemico molto insidioso, con le terapie intensive a pieno ritmo. Siamo stati in prima linea, abbiamo avuto modo di trattare un numero elevatissimo di pazienti dall'inizio della pandemia, siamo arrivati a 180 attualmente e siamo ancora in prima linea, con un numero di pazienti attualmente non così alto, però con la paura di non aver finito. Una speranza per tutti, il vaccino, la certezza che la battaglia non è ancora vinta, una memoria che diventa abbraccio nel quadro della pittrice Carmen Cassighi, posto nella hall dell'ospedale di Schiavonia.